Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Economia Pop. Sigla! Bene, oggi parliamo della storia di Internet, quindi è un altro di quei video di storia economica, tra molte virgolette. Se vi fa piacere che io li porti, scrivetemelo nei commenti. Tutto e bene inizia nel 1957, quando gli Stati Uniti, in particolare il Ministero della Difesa degli Stati Uniti, istituì l'ARPA, Advanced Research Projects Agency. Questa agenzia aveva il compito di condurre e promuovere progetti legati alla scienza e alla tecnologia per mantenere il primato degli Stati Uniti in questi campi. E attenzione che non è assolutamente un caso che questo succeda nel 1957, perché è lo stesso anno in cui l'Unione Sovietica ha lanciato il primo satellite artificiale esistente al mondo. Questa vicenda aveva creato una forte preoccupazione tra i vertici degli Stati Uniti perché non volevano assolutamente rimanere indietro rispetto all'Unione Sovietica. Siamo nelle prime fasi della Guerra Fredda. Si è istituita quindi l'ARPA proprio per riaffermare la leadership degli Stati Uniti in campo militare anche. 12 anni dopo, nel 1969, viene istituita ARPANET. È la prima vera e propria rete che collegava i computer delle università dell'ovest degli Stati Uniti. Inizialmente erano solamente 4 i computer collegati, ma durante tutti gli anni 70 si aggiunsero molti altri computer delle università, la NASA, altri centri di ricerca e i maggiori produttori di computer. L'obiettivo principale di ARPANET era quello di differenziarsi dalle telecomunicazioni normali, quelle tradizionali, in quanto volevano resistere e continuare a comunicare anche nel caso in cui ci fosse stato un eventuale attacco da parte dell'Unione Sovietica, un attacco nucleare. A quel tempo infatti ARPANET è utilizzata dai principali esperti, i primi in realtà esperti di informatica, scienziati e soprattutto a scopo militare. Successivamente nacquero altre reti di computer tra quelle istituzioni che non avevano accesso ad ARPANET. Tra queste c'era la MFE-NET, creata dal Ministero dell'Energia. Poi ci fu anche la HEP-NET, utilizzata dai fisici, e la SPAN, utilizzata dalla NASA. Queste reti di computer sono tutte finanziate dal governo degli Stati Uniti, ma non sono interconnesse, non possono comunicare tra di loro. La tappa importante successiva fu nel 1981, con la fondazione della NSF, National Science Foundation. Questo è un ente pubblico più o meno assimilabile al nostro CNR, Centro Nazionale delle Ricerche. Ha come scopo promuovere la scienza e la ricerca scientifica. Quindi nel 1981 fu fondata la NSF e subito iniziarono a prendere vita 2 reti principali di computer. La prima, prettamente scientifica, fu CSNet, la seconda invece fu per le discipline non scientifiche e si chiamava BitNet. Nel 1983 ARPANET era ancora in funzione, tuttavia gli fu scorporata una parte, quella militare, che si chiamò MILNET. È proprio in questo momento che abbiamo una rete di computer dedicata a scopi militari e una rete di computer dedicata solo alla scienza. Per capire perché avvenne questo scorporamento bisogna capire anche che all'epoca i sistemi di comunicazione, quindi le dorsali di queste reti di computer, non erano esattamente potenti, quindi iniziava ad esserci nell'83 un flusso di dati così abbondante che non riusciva ad essere sostenuto dal sistema proprio. Solo nei primi anni 80 vennero create anche le prime reti di computer in Europa, EUNET e EARN, o EARN, non saprei, le mie pronunce fanno sempre schifo. Abbiamo detto che queste reti non erano interconnesse, non c'era la possibilità di comunicare tra una rete e l'altra. Questo perché negli anni 70 non esistevano ancora 2 tecnologie che sarebbero stati vitali di lì a poco. In primo luogo occorreva modificare l'infrastruttura o crearne una nuova in modo da trasportare molti più dati, perché se fino ad adesso c'erano tante reti staccate tra di loro che connettevano pochi computer, dovevano trasmettere pochissimi dati tra di loro, mentre se le vogliamo collegare tutte quante, la mole di dati diventa enorme. In secondo luogo, occorreva creare un protocollo che interconnettesse queste reti. Ogni rete era creata con i propri parametri, non poteva essere connessa ad un'altra rete perché proprio parlano lingue diverse. Ed è proprio per questo motivo che un progetto del 1973 prese vita e fu concluso solo nel 1982. Questo progetto fu coordinato da 2 scienziati americani e creò proprio l'architettura di Internet. Perdonatemi per le pronunce, Vintor Cern e Robert Kahn crearono il protocollo TCP/IP.
Questo protocollo, che è proprio l'architettura di Internet, è diviso in due parti. La prima parte, TCP, Transmission Control Protocol, è chiamata anche host to host. È la parte del protocollo non standardizzata che permette a due computer con sistemi operativi non necessariamente uguali di comunicare. La seconda parte è chiamata IP, Internet Protocol. Questa è la parte del protocollo standardizzata che permette a tutti i computer che la adottano di comunicare tra di loro. Completato nell'82, questo progetto venne messo in pratica nel 1983 da ARPANET. A questo punto la prima rete ha adottato il protocollo TCP/IP, quindi se una seconda rete dovesse applicare lo stesso protocollo potrebbero parlarsi, potrebbero essere interconnesse, e questo avviene esattamente con le reti della NSF. Nasce così la NSF-NET, quindi una rete interconnessa tra ARPA e CSNet e BitNet. Questo era possibile soprattutto grazie all'infrastruttura fornita dalla NSF, perché era molto più recente ed aveva le tecnologie degli anni 80, quindi poteva trasmettere una mole di dati molto superiore rispetto ad ARPANET. Alla NSF-NET avevano accesso tutte le università degli Stati Uniti, mentre ad ARPANET avevano accesso solo alla metà. Di lì a poco si sono connesse anche tutte le altre reti scientifiche esistenti fino ad allora. È nel 1989 che la rete ARPANET fu definitivamente chiusa e incorporata per intero dentro NSF-NET. Nasce Internet. Quindi è stato creato Internet come lo conosciamo oggi? Non ancora, questo è un tipo di Internet ancora un po' diverso. La principale peculiarità rispetto alle reti precedenti è che questa non è più gestita dal Ministero della Difesa ma da NSF. Quindi la rete non è più direttamente controllata dal governo degli Stati Uniti. È affidata a un ente pubblico che però è finanziato dagli Stati Uniti, quindi non abbiamo ancora un utilizzo commerciale di questa rete. Infatti a questo punto, nel 1989, ancora sulla rete si fa solo ricerca, scienza e istruzione, cultura, cose del genere. Il fatto che Internet sia usato solo per scopi non commerciali, quindi culturali o scientifici, limita di parecchio la diffusione dei computer e quindi lo sviluppo in un certo senso. L'utente normale non compra un computer che costa un sacco di soldi per accedere a cultura, lo compra per scopi commerciali. Quindi a lato di Internet nascono tutta una serie durante gli anni 80 di reti non interconnesse che servono per scopi commerciali, quindi reti di startup che collegano computer di privati. Ad esempio ci sono Prodigy, CompuService, America Online, eccetera. Per poter connettere queste reti commerciali ad Internet, che era prettamente culturale, ci voleva un avanzamento sia a livello di software che di hardware. Per quanto riguarda l'hardware si necessitava di computer che potessero trasmettere dati in maniera molto più veloce di quello che accadeva durante gli anni 80. Questo problema fu risolto con l'invenzione del router. Dal lato software ci fu la prima ed unica invenzione di questo video che è stata ideata in Europa, il World Wide Web. WWW per intenderci. Fu realizzato dal gruppo di ricerca coordinato dallo scienziato inglese Tim Berners-Lee al CERN di Ginevra, o CERN, non ho mai capito come si pronuncia, dannate pronunce. La grande rivoluzione è che WWW consente di trovare un sito web non per la posizione, ma per l'argomento, e questo favorisce molto di più gli utenti non esperti. Il fatto è che quando nacque ARPANET, all'inizio di tutta questa vicenda, ogni computer, ed erano veramente pochi, aveva il proprio sito e per accedere a un sito diverso c'era un proprio indirizzo. Questo indirizzo era fatto da tanti numeri e non era esattamente la cosa più comoda del mondo. Capite bene che se ho una serie di numeri, questa non mi dice niente sul contenuto di quel sito. Tuttavia quella era una rete destinata a degli specialisti. Ogni specialista, essendo pochi computer, sapeva a quale indirizzo corrispondeva quale sito. Se vogliamo però estendere Internet anche a persone che non se ne intendono, bisogna trovare il modo di farli accedere in maniera un po' più semplice, fargli capire a che cosa stanno accedendo e renderlo molto intuitivo. Con l'introduzione del World Wide Web prendono vita anche i motori di ricerca, quindi io metto una parola chiave e il sito, il motore di ricerca, mi cerca tutti quei siti che hanno come contenuto quello che sto cercando. Un altro punto da tenere ben presente è che non esistevano i browser allora, furono introdotti solo un pochino dopo, quindi si accedeva da terminale agli altri computer connessi a internet. Il primo vero browser grafico con un'interfaccia grafica
si ebbe nel 1993 grazie a Mark Andersen. Lo inventò quando era ancora uno scienziato presso la NSF. Tuttavia, nel 1994, solo un anno più tardi, lasciò questa istituzione per creare una sua azienda privata. Fondò la sua società insieme a Jim Clark, che era un finanziatore e imprenditore della Silicon Valley. A questo punto nacque Netscape Corporation. Durante il primo anno di attività di questa azienda uscì Netscape Navigator, il primo browser esistente al mondo. Nel 1991 la NSF commissionò ad altre aziende la realizzazione di una nuova dorsale, quindi una nuova infrastruttura, per sostituire il vecchio internet che faticava a trasportare così tanti dati. Sempre più computer venivano connessi e non poteva reggere una struttura così antica. Nel 1994 fu finalmente terminata la realizzazione di questa infrastruttura e la NSF fece un contratto con 4 società private per gestire questa rete, quindi è la prima privatizzazione di Internet. Nel 1995 la vecchia dorsale fu chiusa e sostituita con la nuova che si chiamava Merit ed è stata curiosamente rinominata sempre Internet per una seconda volta, quindi l'Internet che conosciamo oggi si chiamerebbe in realtà Merit. Con questa nuova infrastruttura tutte le reti scientifiche e tutte le reti commerciali si uniscono in una sola rete che è Internet e nasce Internet come lo conosciamo oggi. Da quel momento ovviamente la quantità di computer connessi è aumentata sempre esponenzialmente e su Internet ora troviamo veramente di tutto, c'è qualsiasi cosa, persino Vez Economy. Bene, dopo essermi fatto questa pubblicità, il video può concludersi qui. Se vi è piaciuto vi invito a mettere like, commentare, condividere, iscrivervi e attivare la campanellina, ma soprattutto, come sempre, tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli, sono meno noiosi di questo.